Angeli e Santi è il nuovo allestimento che abbiamo realizzato in Palazzo Ducale nell'appartamento di Guastalla all'interno della Cappella della Crocifissione e credo un allestimento importante soprattutto perché le 12 stampe esposte sono stampe di assoluta qualità, a partire da lavori eseguiti ad esempio da Agostino Carracci fino ad arrivare a Nicolas Dorigny, passando per soggetti di autori importanti che vengono tradotti attraverso il bulino o altre tecniche. Ma la cosa importante è che questi 12 pezzi, come dicevo prima, appartengono al patrimonio di Palazzo Ducale, sono usciti fuori dai cassetti, vengono valorizzati in un contesto che è congruo, che è coerente, e la novità di questo allestimento è che tiriamo fuori dai cassetti un disegno raro, prezioso, riconosciuto e espertizzato da Sergio Marinelli, che è un esimio storico dell'arte. Ecco, questo disegno ci mostra soprattutto la bellissima capacità di Antonio Maria Viani, ed è un disegno che è arrivato a Palazzo Ducale attraverso un meccanismo strano, ma un meccanismo interessante, soltanto meno di 6 mesi fa. È arrivato alla fine di giugno attraverso uno sconto di tasse da parte di un cittadino che in questo modo ha donato un'opera al Ministero delle Entrate, convenzione e nostra acquisizione. Acquisire quindi un disegno autografo di Antonio Maria Viani è stato una bellissima operazione. All'interno della mostra, all'interno di queste 12 stampe, più un disegno, più un altarolo della Bottega degli Imbriachi, c'è una tipologia che ci può permettere di indagare a fondo il tema degli angeli e della loro presenza nell'iconografia cristiano-cattolica e anche molto oltre.